Pensionato trovato morto legato mani e piedi nella sua abitazione a Palma di Montechiaro. 11 clandestini positivi al coronavirus, potrebbe arrivare seconda nave della quarantena. Primo anniversario della morte del papà del commissario Montalbano, le iniziative ad Agrigento per ricordarlo. Il club biancazzurro ha riscritto l'organigramma societario. Giordano presidente, Di Gaetano in panchina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Un pensionato 89enne di Palma di Montechiaro, Michelangelo Marchese, è stato trovato morto all'interno del suo appartamento con mani e piedi legati. La prima ipotesi è quella di una rapina finita male. Gli investigatori hanno sentito una badante di origine rumena che di solito accudiva l'anziano. Il servizio di apertura è di Lello Casesa. Si continua oramai da qualche giorno incessantemente a studiare ipotesi e sospetti sulla brutale uccisione dell'anziano 89enne di Palma di Montechiaro. Una situazione che ha dell'incredibile per come è avvenuto il fatto e sono in molti in paese a chiedersi il perché. Gli investigatori infatti stanno cercando in tutti i modi di arrivare all'obiettivo, acciuffare i malviventi che hanno massacrato l'anziano 89enne. Ricordiamo che l'uomo è stato trovato con le mani e i piedi legati all'interno della sua abitazione di via Pietro Attardo, dopo che i vigili del fuoco sono andati ad aprire la porta. I carabinieri sospettano una rapina finita male, avviate le indagini da parte dei carabinieri con l'aiuto della scientifica. La Procura della Repubblica, con in testa il pubblico ministero Chiara Bisso, ha affidato l'incarico ad un medico legale che dovrà procedere alla autopsia, stabilendo in che momento il pensionato avrebbe perso la vita. Le indagini proseguono con determinazione con tutte le risorse ed i mezzi in campo, ha dichiarato il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Giovanni Pellegrino. Michelangelo Marchese, questo è il nome dell'anziano, prima di andare in pensione svolgeva la professione di agricoltore, era un padre esemplare di 3 figli e nonno felice. Continuano ad essere ascoltati parenti ed amici della vittima ed anzi si stanno verificando anche eventuali impianti di videosorveglianza pubblici e privati che saranno recuperati per essere attentamente studiati ed analizzati. Sono 11 migranti risultati positivi al coronavirus dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Si tratta del gruppo di oltre 60 asiatici approdato ieri a Pozzallo. Gli immigrati risultati positivi, tutti asintomatici, sono stati già isolati in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa. I medici e i sanitari dell'azienda sanitaria hanno dapprima eseguito i test sierologici sull'intero gruppo, individuando 19 soggetti positivi, sui quali è poi stato proceduto con il tampone che ha confermato la positività per 11 di loro. È stata avviata una procedura veloce per trovare nel giro di 2-3 giorni un'altra nave da destinare alla quarantena dei migranti positivi al coronavirus. Ad avviarle è stato Michele Di Bari, capo dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno. Si attendono risposte nel giro di 2-3 giorni. Se non emergeranno offerte dal mercato, il Viminale virerà sul piano B e cercherà strutture a terra come sedi militari per assicurare l'isolamento dei migranti contagiati che sbarcano. I calabresi hanno mantenuto in maniera molto determinata il lockdown, siamo stati rispettosi delle norme, abbiamo preservato il nostro territorio anche per poter gestire una stagione turistica seria, che per noi si tratta di vita, si tratta di non ricchezza, ma di evitare la povertà. E sinceramente quello che è accaduto in questi giorni ha messo in crisi, ha messo in preoccupazione i cittadini calabresi, ma io condivido pienamente la loro preoccupazione. Io ho chiesto specificamente, ho detto innanzitutto che, come è accaduto nel periodo di lockdown, il governo attrezzi delle navi perché vengano accolti i migranti, lì vengono fatte ed eseguite tutte per la quarantena e che non mettano piede sul territorio calabrese chi ha e chi ci porta il Covid. Queste persone sono arrivate tramite la Capitaneria di Porto, e la Capitaneria di Porto che le ha portate a Roccella Ionica,
invece di portarle a Roccella Ionica le porta, certo che abbiamo i porti, abbiamo il porto di Roccella, abbiamo il porto di Crotone, abbiamo il porto di Corigliano, li porta in uno dei porti. Ieri sera il Ministro dell'Interno mi ha rassicurato su questo punto, che si stava lavorando sull'ipotesi di questa nave. Io credo che serva questo come misura tampone. A livello europeo serve una cintura di sicurezza dei confini meridionali dell'Europa. In precedenza ho parlato con il Ministro degli Affari Regionali, con il Ministro della Sanità, con il Ministro degli Interni. I tempi sono ore, non abbiamo tempo da perdere. Io sono disponibile a fare tutto quello che devo fare per cercare di difendere la Calabria, i calabresi e chi decide di venire in vacanza. Roccella Ionica, come Amantea, sono località turistiche. Il danno è stato fatto a queste località attraverso questo tipo di gestione enorme. Non si tratta più di una questione di immigrazione. Se scendiamo nella demagogia di parlare di una questione di immigrazione, sbagliamo. Qui si tratta di una questione di salute. Dobbiamo applicare esattamente le stesse norme che applichiamo nel momento in cui blocchiamo i viaggi aerei di alcuni paesi, in cui impediamo che delle persone vengano. Qualche settimana fa sono stata attaccata perché mi sono permessa di invitare i turisti lombardi e veneti a venire in Calabria. Allora, i turisti veneti e lombardi sono pericolosi perché c'è il virus e gli immigrati che arrivano da paesi in cui la pandemia è fortissima non dovrebbero essere accolti a braccia aperte. Fatemi capire, la Regione Calabria sul turismo ha messo 300 milioni di euro. Sono mesi che stiamo parlando, stiamo lanciando l'allarme, attenzione perché ci sono paesi africani in cui la pandemia si sta espandendo, li avremo alle porte, rischiamo di avere un virus di ritorno. In tutto ciò io voglio una risposta chiara da parte del governo, di rassicurazione. Io chiedo al Presidente Conte di aiutare queste terre del sud che comunque hanno dimostrato serietà e che oggi pretendono una risposta di sicurezza da parte dello Stato. Conferenza stampa del sindaco di Agrigento Lillo Firetto sulle iniziative organizzate in occasione del primo anniversario della morte di Andrea Camilleri. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sindaco, il 17 luglio sarà il primo anniversario della scomparsa del grande Andrea Camilleri. Ecco, Agrigento è la prima città che gli dedica un momento importante di ricordo con una bella statua. Ma diciamo le cose per come sono. In realtà tante città italiane, e questo è passato sotto silenzio, hanno già intestato degli istituti scolastici proprio ad Andrea Camilleri. Agrigento compie un segno nei confronti di questo cittadino, che non è solo un cittadino onorario, un cittadino che con Agrigento ha avuto una lunga consuetudine, è qui che ha frequentato il liceo Empedocle, è qui lo spazio in cui lui racconta di tanta esperienza della sua vita giovanile. Quindi Agrigento è quel punto in cui lui scrive davanti il liceo Empedocle, dietro il liceo Empedocle più che altro, a San Francesco gli viene che lampo di genio di individuare la sua vigata letteraria per come lui ha scritto, cioè Agrigento, Porta Empedocle il suo punto d'origine e la vigata è un po' Porta Empedocle ma tutti i suoi dintorni, Agrigento e di più. Lui racconta: vedevo arrivare con le pintaiote questi studenti che arrivavano da Aragona, da Racalmuto, da tante parti della provincia, e legandomi a questa esperienza di intorno geografico che ho voluto, da lì lui dice è figliata Vigata, l'idea di Vigata. E noi quindi nel pensare alla collocazione di questa statua abbiamo proprio pensato quell'area lì, e nel bel mezzo della via Atenea verrà questa statua realista con lui seduto a un tavolo, che è una immagine familiare di Andrea Camilleri, lui seduto al tavolo che beve una birra con gli arancini immancabili e che firma libri, firma i suoi libri. Credo che sia un bel momento per ricordarci di questo scrittore che, con buona pace di tanti, è stato un po' un caso letterario di cui continua ancora a raccontarsi l'esito di questo caso letterario, perché
i scrittori che siano stati tradotti in tutte queste lingue come Andrea Camilleri, credo di poter dire che nel globo ne circolano pochi, e quell'idea che lui ha messo in piedi, che va oltre la pagina scritta per rappresentare che cosa? Per rappresentare la nostra terra di Sicilia, ma soprattutto l'agrigentinità, con la sua cucina, con i suoi sapori, con le nostre contraddizioni. Io credo che sia un buon tributo che Agrigento rende a questo suo figlio illustre. Ricordiamo, ecco, chi è il donatore? Chi è che si fa carico, diciamo, di tutta la spesa? Devo ringraziarli, perché quando un anno fa noi pensammo, qualche settimana dopo che lui se n'era andato, pensammo a realizzare questa operazione per la nostra città di Agrigento. Il comune era e continuava a essere una situazione finanziaria drammatica, quindi ringraziamo i donatori che hanno voluto tenere 3 passi indietro rispetto a questa iniziativa. Lo hanno fatto con un grande gesto di generosità nei confronti della città, però lì complice è stato il fatto che abbiamo trovato una coppia che hanno un'attività ad Agrigento, benché non siano agrigentini, che sono degli estimatori formidabili di Andrea Camilleri, lo sono stati in corso di vita e tante volte ci siamo trovati a parlarne. Andrea stesso è stato ospite di quella struttura in occasione dei suoi 80 anni, perché lì celebrammo un pranzo insieme, diciamo, agli ospiti, e mi piace poter pensare che questi gesti di generosità nei confronti della città, che adesso celebriamo con questa donazione, ma diciamocelo con franchezza, ce ne sono stati tanti in questi anni, anche di minore valore, però sono gesti importantissimi, cioè quel protagonismo civico che ci ha fatto fare tante cose in una città che soldi non ne ha avuti neanche per tappare le buche, eppure di cose ne abbiamo realizzate grazie all'intervento di privati che hanno avuto uno slancio, e questo è uno di quei casi. Volevo avvisarvi che io dal 17 luglio mi piazzo ad Agrigento e non mi muovo più. Regione, Palazzo Chigi impugna la norma per i neoassunti e per gli stagionali del turismo. Saltano i contributi per 20 milioni di euro alle categorie a rischio. I dettagli con Lello Casesa. La finanziaria regionale è stata approvata quasi per intero dal Consiglio dei Ministri, ad eccezione di un comma della legge di stabilità che prevede la concessione di sgravi contributivi per i neoassunti, un contributo agli stagionali del turismo per un totale di 20 milioni di euro. I tecnici di Palazzo Chigi contestano alla Regione la scelta di decidere un ambito che non le spetta, cioè la previdenza sociale. La norma concede infatti alle imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020 che assumono dipendenti a tempo indeterminato o disoccupati ed in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, licenziati o sospesi, uno sconto sui contributi previdenziali ed assistenziali, che sono un ambito sul quale è lo Stato a decidere, non le singole regioni. La seconda parte della norma, cassata, finanziata con 10 milioni di euro, riguarda invece lavoratori stagionali atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate necessarie alla erogazione dell'indennità di disoccupazione. A loro infatti, con un bando specifico dell'assessorato regionale delle attività produttive, sarebbe dovuto arrivare un contributo integrativo. La norma però è saltata insieme a quella degli sgravi contributivi. Tutto regolare invece per altre 2 norme siciliane, il bilancio ed il rinvio delle elezioni nelle ex province. Trasporti e infrastrutture nell'Agrigentino, vertice in prefettura tra il vice ministro Cancelleri e il cartello sociale, ovvero Pastorale Sociale, CGIL, CISL e UIL. Arturo Cantella. Riaperto finalmente ieri il ponte Petrusa che collega le 2 parti della città, Agrigento con Favara, strada di primario collegamento anche per via della struttura penitenziaria che è presente nelle vicinanze. Finalmente gli agrigentini potranno spostarsi con più facilità ed evitare lunghi perimetri stradali per il raggiungimento in particolare del centro della città e i quartieri satelliti. A tagliare il nastro è stato il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, assistita dal vice ministro alle infrastrutture Cancellieri e dal direttore generale dell'ANAS. Il ponte ha un'estensione di 120 metri, è formato da 3 campate di uguale lunghezza cada una,
di 40 metri, la larghezza della strada è di 13 metri, con 2 corsie di 3,5 metri per senso di marcia, oltre a 2 banchine laterali di 1 metro e marciapiedi di 2 metri circa per lato. L'investimento è costato una cifra di 3.700.000 euro. L'opera è stata anche sollecitata dal cartello sociale e dai sindacati che negli anni si sono spesi con diverse manifestazioni per sollecitarne il riutilizzo. Anche il ministro Cancellieri ha usato parole significative, definendo, come qui oggi abbiamo detto, la parola fine a una grande vergogna. La riunione è proseguita poi in prefettura alla presenza del cartello sociale e di alcuni sindaci della provincia, tra cui l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo e quello di Ravanusa Carmelo D'Angelo, che nei giorni scorsi si è fatto promotore e primo firmatario di una lettera indirizzata al Ministro per definire l'anello autostradale realizzando l'autostrada Gela-Castelvetrano, che si collega all'autostrada per Palermo e a quella in costruzione proveniente da Siracusa verso Gela. La risposta del Ministro si farà attendere il prossimo 3 agosto, data in cui i Cancellieri incontrerà nuovamente il territorio in prefettura per aggiornarsi sui lavori futuri sul da fare, tra questi anche quelli relativi alla strada Agrigento-Palermo, dove la situazione è un po' più complicata. Sulla Agrigento-Palermo col DL semplificazioni siamo adesso a un bivio, perché purtroppo la CMC adesso ci deve dire, visto che abbiamo creato uno strumento normativo fortissimo, adesso la CMC ci deve dire cosa vuole fare da grande. Se si vogliono mettere a lavorare seriamente, allora noi siamo pronti a completare, ma vogliamo date certe e soprattutto un riavvio dei lavori che deve fare spuntare in cantiere tantissimi operai. Se loro non vogliono prendere in considerazione questa proposta, adesso abbiamo gli strumenti normativi per poter rescindere il contratto e riappaltarlo nella maniera più veloce possibile, perché possiamo, grazie all'articolo 2 appunto del DL semplificazioni, fare una procedura di gara negoziata senza pubblicazione di bando, cioè a inviti, selezionare gli operatori economici e sceglierli. Così facendo per settembre-ottobre siamo di nuovo in carreggiata, però stavolta con aziende serie che finalmente ci voglio cominciare a mettere la faccia, perché di ste lungaggini e di ste cose io mi posso mettere a cercare di tirare la carretta come ho fatto sul viadotto Emera, che ripeto, fanno tutti polemica, ma le polemiche ponti non ne fanno, come le polemiche non costruiscono gallerie, non asfaltano strade, le polemiche fanno solo polemiche e basta. Tutte le polemiche sul viadotto Emera, io polemiche non ne faccio e il 31 luglio vi invito tutti perché lo riapriamo, anche quando ci sono tutti quei politici. Stamattina ho letto un altro comunicato di questo movimento di Armao che dice che lui non ci crede, sono tutti diventati professori di statistica, fanno calcoli, controllano la maturazione del cemento, cose che ai cittadini alla fine non gliene frega niente. I cittadini vogliono che il 31 luglio con la loro macchina possano passare su quel viadotto, questo io lo garantisco e lo faremo insieme. Soddisfazione ha anche espresso il parlamentare agrigentino per l'inaugurazione del ponte, l'onorevole Michele Sodano, componente della Commissione Bilancio della Camera. Noi oggi non siamo qui a festeggiare, perché già si festeggiava in passato senza portare i risultati. Noi siamo qui a dire che questa deve essere la normalità, cioè le opere devono essere consegnate nel più breve tempo possibile ai cittadini. Questo succede, lo dico solamente in un caso, quando una classe politica fa continue pressioni e sollecitazioni sugli enti che devono lavorare nelle infrastrutture. Io stesso da parlamentare nazionale ho fatto già 2 interrogazioni sulle nostre strade, una era sul ponte Morandi di Agrigento e dopo una settimana hanno ricominciato a lavorare. Adesso ho appena fatto una nuova interrogazione alla ministra Di Michele dove le chiedo di attenzionare un tratto di strada che impedisce ai cittadini di quella zona di Canicattì di ritornare a casa agilmente, devono fare 16 km in più. Allora noi questo impegno ce lo mettiamo e questa è solamente la prima delle tante opere che completeremo nei tempi che ci sembrano normali per una cittadinanza e un territorio che merita sviluppo e progresso. Ieri per il taglio del nastro inaugurale anche una torta recante la foto del viadotto, preparata dallo chef Mangione e offerta ai partecipanti. Oggi sì, siamo qua presenti in questa bellissima inaugurazione, mi hanno invitato per realizzare questa torta, una torta che rappresenta un po' la Valle dei Templi, quindi siamo sul tema. Mi ho fatto una montagna di zucchero artistico, tutte le rocce, la Valle dei Templi tutta in pasta e zucchero, è una torta con ricotta e bagna all'arancia, quindi sicuramente una torta che rappresenta un po' la Sicilia e comunque siamo onorati di essere presenti grazie a chi ci ha invitati.
Il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola, traccia una panoramica degli interventi in corso dopo l'attivazione del transito da ieri del nuovo viadotto Petrusa al confine tra Agrigento e Favara. Vediamo. Dopo la riapertura del ponte Petrusa, il Genio Civile di Agrigento interviene per delineare le tante opere in programmazione o addirittura in cantiere nell'ambito delle infrastrutture che interessano il territorio agrigentino. Siamo lieti di aver offerto il nostro contributo, afferma il capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola, alla riapertura dell'importante cavalcavia di contrada Petrusa, che auspichiamo possa costituire la prima tappa di un percorso indispensabile per liberare la città di Agrigento da quel pesante isolamento infrastrutturale determinato dalla contestuale chiusura dello stesso ponte Petrusa, del ponte Morandi e di una delle due gallerie Spinasanta, per non citare il mancato completamento della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta e della strada statale 189 Agrigento verso Palermo. A fronte dei tempi lunghi impiegati dall'impresa costruttrice, il Genio Civile di Agrigento è stato invece velocissimo nell'istruttoria del progetto, che è stato approvato in pochissimi giorni, grazie alle nuove procedure adottate, con le quali lo stesso ufficio ha sbloccato una serie di lavori che interessano infrastrutture importanti per il territorio agrigentino, come appunto il ponte Morandi, il viadotto Maddalusa, le strade provinciali Sciacca-Menfi, Raffadali Siculiana, Ribera Cianciana, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, San Giovanni Gemini Mussomeli, San Biagio Platani Casteltermini, la centro occidentale Sicula, la strada di collegamento tra il bivio Borgo Bonsignore e quello di Tumarrano e tante altre infrastrutture importanti per il nostro territorio. Contestualmente, continua l'architetto Lamendola, grazie alle risorse stanziate dal presidente Musumeci e dall'assessore al ramo Falcone, abbiamo avviato una campagna di monitoraggio senza precedenti sulle condizioni di efficienza strutturali di ben 156 ponti ricadenti sulle nostre strade provinciali. A giorni i professionisti incaricati presenteranno le schede con i dati rilevati sui primi 52 ponti, ma contiamo di acquisirne i dati rimanenti entro il mese di agosto. In virtù di un accordo di programma che si sta concretizzando tra l'Assessorato regionale infrastrutture e il Libero Consorzio di Agrigento, il Genio Civile ha redatto anche il progetto del servizio per l'avvio di una serie di affidamenti a liberi professionisti per la progettazione esecutiva della segnaletica stradale orizzontale e verticale per buona parte della rete stradale provinciale, per avviare le procedure di affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento della cosiddetta strada Mare Monti, che impegnerà risorse comunitarie per un importo di 123 milioni di euro, un'importante arteria di collegamento alla viabilità regionale dei comuni ricadenti nella fascia centrale dei Monti Sicani, della provincia, in particolare Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano, Cammarata, San Giovanni Gemini, Burgio, Lucca Sicola e Villafranca Sicola. Sempre nel campo delle infrastrutture, conclude l'architetto Lamendola, capo del Genio Civile, abbiamo predisposto anche il progetto del servizio per la riparazione dei danni subiti dal porticciolo turistico di San Leone a causa delle mareggiate invernali. Non appena saranno stanziate le risorse necessarie, ripareremo i danni subiti dall'infrastruttura portuale in poche settimane. A Palermo corsi di formazione con truffa, sequestro per 200.000 euro. Marito e moglie avrebbero ricevuto finanziamenti per 2,5 milioni di euro dal 2011, fatture gonfiate per giustificare le spese. I dettagli nel servizio. Avrebbero pensato e messo a segno una truffa di tutto punto nell'ambito del vorticoso mondo dei corsi di formazione professionale. I carabinieri del nucleo operativo del gruppo tutela lavoro di Palermo hanno infatti eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza di beni per un valore di oltre 193.000 euro nei confronti di due persone, marito e moglie, accusati di truffa aggravata in relazione alle modalità di gestione dei corsi di un ente di formazione professionale.
L'indagine risale al novembre 2018, quando i militari eseguirono un accesso ispettivo presso l'ente che opera a Palermo, riscontrando una serie di irregolarità amministrative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed elevando in quella circostanza sanzioni per circa 3.000 euro. Dopo nuovi accertamenti sulla documentazione sequestrata, è emerso che l'associazione, accreditata presso il competente dipartimento della regione, aveva ricevuto finanziamenti per circa 2,5 milioni di euro a partire dal 2011. Di tali fondi avrebbe potuto beneficiare rispettando di una serie di condizioni: l'effettiva partecipazione del frequentatore di un corso alla quota minima di ore di formazione previste, l'effettiva conclusione da parte del frequentatore dell'intero percorso formativo e superamento della prova finale ed infine la partecipazione al percorso formativo da parte di un numero di allievi non inferiore a quello previsto dai bandi. Dalle indagini dei militari dell'Arma è però emerso che l'unità di costo standard prevista era pari a 129 euro all'ora per ogni corso, moltiplicato per il numero di allievi iscritti con una maggiorazione di 25 euro per la quota di allievi disabili. Il presidente dell'associazione avrebbe infatti sovraffatturato i costi di gestione di alcuni corsi di formazione con la complicità di un'altra società appositamente costituita, dove a comparire come socio era la moglie. L'illecito guadagno è stato ora oggetto di sequestro. Giovedì prossimo, 16 luglio, si insedia la nuova governance del Polo Universitario di Agrigento. Vediamo. Inizia l'era Mangiacavallo al Consorzio Universitario di Agrigento. Giovedì 16 luglio infatti si insedierà come nuovo presidente dell'Empedocle Consorzio Universitario Agrigentino il riberese Nenè Mangiacavallo, che molti anni fa ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla salute. Mangiacavallo è stato indicato dalla Regione direttamente dall'assessore all'istruzione, università e ricerca Roberto Lagalla, con cui condivide il percorso politico di Idea Sicilia, ma sarà l'Assemblea dei Soci a ratificare la sua elezione. L'ultimo presidente eletto dall'Assemblea era stato Pietro Busetta, che si era dimesso dalla carica nel marzo 2019, dopo una fase molto travagliata durante la quale il Consorzio si è battuto per apportare delle importanti modifiche alla legge di finanziamento dei poli universitari siciliani, che alla fine ha legato risorse e governance in modo più diretto. Da allora è stato il vicepresidente Giovanni Di Maida a mantenere la guida, a traghettare l'Università Agrigentina in una fase molto complessa di rilancio come presidente facente funzioni. La nuova governance vedrà appunto Mangiacavallo nel ruolo di presidente, nominato dalla regione siciliana, Giovanni Di Maida indicato dal socio di maggioranza, cioè il comune di Agrigento, che rimarrà vicepresidente, e il professor Gioacchino Lavanco, nuovo componente rappresentanza dell'Università di Palermo. Mangiacavallo, alla vigilia dell'insediamento, ha dichiarato: bisognerà coinvolgere in un'azione sinergica il mondo imprenditoriale, il settore bancario e gli ordini professionali. Poi ha ringraziato chi lo ha voluto a capo del consorzio. Ho accolto con immenso piacere questa indicazione che viene dall'assessore regionale all'istruzione e formazione, dice il neopresidente, e l'ho accolta per svariati motivi. In primo luogo perché il Consorzio Universitario di Agrigento rappresenta una immensa potenzialità per il territorio, perché rappresenta uno stimolo di crescita anche per me dal punto di vista amministrativo e di raccordo col territorio, e poi ancora perché io mi auguro di poter dare seguito, che è l'elemento fondamentale dell'attività universitaria. Mentre prima l'attività era concentrata soltanto su due pilastri, cioè didattica e ricerca, adesso è fondamentalmente rivolta alla terza missione, una perfetta sinergia tra il mondo accademico e le esigenze del territorio. Noi abbiamo intenzione di lavorare in questa direzione, aggiunge Nenè Mangiacavallo, per fornire non solo nuovo sapere alla popolazione agrigentina, ma anche per permettere un lavoro sinergico che possa dare luogo al raggiungimento di nuovi orizzonti, nuove occasioni di lavoro e il perfezionamento della crescita che molti giovani stanno inseguendo, purtroppo o in terra straniera o nel nord Italia. Parliamo tanto di cervelli in fuga e poco del fatto che a questi giovani non è stata data la possibilità di inserirsi nel proprio territorio. Uno degli obiettivi che noi ci prefiggiamo, conclude il presidente dell'Università Agrigentina, è proprio quello di offrire delle prospettive non solo di apprendimento, ma anche occasioni di lavoro a tanti giovani che agognano di ritornare in Sicilia. Si punta dunque alla formazione di secondo livello, cioè master, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento. Altri 29 denunciati alla procura soltanto nell'ultimo weekend per aver violato i sigilli sulla Scala dei Turchi. Sono salite a più di 100 le persone finite nei guai per aver oltrepassato divieti e transenne, numeri che dipingono un quadro allarmante in merito al mancato rispetto tanto da parte degli agrigentini quanto dei turisti delle regole. È necessario trovare una soluzione alternativa che sia ancor più efficace dei cartelli di divieti, delle reti metalliche e delle telecamere. Ha lanciato un appello dalla Capitaneria di Porto Empedocle
Empedocle, evidenziando che si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il comandante della Capitaneria, il capitano di fregata Gennaro Fusco, ha rinnovato ancora una volta gli accorati appelli a non accedere alla scogliera. Invito gli operatori turistici, dice, a evitare di pubblicizzare sui propri siti web escursioni sulla Marne e ad adoperarsi per dare giusta informazione, ricordando ai turisti che la Scala dei Turchi si può ammirare e godere da diversi punti, ha detto il comandante Fusco, ma che attualmente vige il divieto assoluto di accedere. Un incidente stradale a Castellalmare del Golfo, in provincia di Trapani, ha provocato la morte di Ciccio Caleca, 23 anni, operaio, morto ieri sera. Vediamo. Gravissimo incidente della strada nel tardo pomeriggio di ieri a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Lo scontro è avvenuto fra uno scooterone e un'utilitaria Volkswagen, quasi a incrocio fra la statale 187 e l'ultima via di accesso al paese, cosiddetta strada delle Scale, una panoramica barbicata sul costone che sovrasta la cittadina. A perdere la vita un giovane centauro, Francesco Caleca, di 21 anni, che in sella alla sua moto, stando ad un racconto sommario, provenendo dalla strada statale, imboccando la confluenza a destra per immettersi verso Castellammare del Golfo, avrebbe impattato frontalmente contro la vettura che procedeva in senso inverso. Un urto all'altezza del lato anteriore sinistro della Volkswagen, contro la quale avrebbe terminato la sua corsa, fracassando addirittura il parabrezza per poi rovinare mortalmente a bordo strada. Parrebbe che il giovane sia morto sul colpo e ai sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, sarebbe toccato l'ingrato compito di constatarne il decesso. Sul posto anche il medico legale e la straziante scena di disperazione a sopraggiungere dei familiari, parenti e degli amici. Una strada panoramica, quella teatro dell'incidente mortale, luogo di ritrovo negli ultimi anni, soprattutto dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata, di tanti giovani castellammaresi e non coetanei di Francesco. Potremmo definirli ragazzi del muretto per via del parapetto a protezione della sede stradale. Poche luci dai lampioni, sotto ai quali tanti ragazzi si danno appuntamento per trascorrere insieme il loro tempo tutto l'anno. Sul corpo del ventenne Francesco Caleca verrà effettuato in giornata l'esame autoptico. Adesso il lavoro è per le forze dell'ordine intervenute, che stanno passando al vaglio tutto il materiale raccolto sul posto per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ad Agrigento, in provincia, si guida senza utilizzare le cinture di sicurezza, si superano spesso e volentieri i limiti di velocità e si viaggia senza la copertura assicurativa e senza la revisione periodica obbligatoria dei mezzi. È allarmante, nonostante vi sia stato il lungo periodo di lockdown, il bilancio dei primi 6 mesi della Polizia Stradale di Agrigento, adesso su disposizione del compartimento Sicilia Occidentale di Palermo, in conformità al piano stabilito dal questore Rosa Maria Eraci, in occasione dell'esodo estivo sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza stradale. Verranno impegnate tutte le apparecchiature speciali, autovelox, telelaser, etilometro, per reperire le infrazioni. Gli agenti, coordinati dal vicequestore Andrea Monreale, terranno d'occhio tutte le strade statali e provinciali di Agrigento, con particolare riguardo alla strada statale 640 Caltanissetta Porto Empedocle, alla statale 115 che attraversa longitudinalmente il territorio della provincia da Menfi a Licata e alla statale 189 l'Agrigento-Palermo. Non c'è abbastanza acqua, si prospetta un'estate a secco per la provincia di Agrigento. I dettagli nel servizio. Un'estate senza acqua in provincia di Agrigento si fa pesante la situazione relativa all'approvvigionamento idrico a causa di guasti alle condotte e alle limitate scorte. Domani i rubinetti di Girgenti Acque resteranno chiusi per 8 comuni, dalle 8 alle 18 infatti, per riparare non uno ma ben 2 guasti sull'acquedotto Voltano riscontrati in contrada Canale, territorio di Sant'Angelo Muxaro, e in contrada Ranciniditi del comune di Aragona. Sarà interrotta la fornitura idrica per Agrigento, frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto, Sant'Angelo Muxaro, Ioppolo Giancaxio, Raffadali e Santa Elisabetta. Sarà invece ridotta la fornitura idrica nei comuni di Agrigento, via Unità d'Italia, Fontanelle, San Michele, Serbatoio Madonna delle Rocche, Aragona, Comitini Favara e le stesse utenze Voltano.
Conseguenzialmente, spiegano i commissari di Girgenti Acque, Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira, nei comuni interessati potrebbero verificarsi slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di domani, mercoledì e dopodomani, giovedì 16 luglio. Non appena ultimati gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. I sindaci si fanno sentire, alzano la voce, sbattono i pugni sui tavoli, ma la situazione purtroppo non accenna a migliorare, mentre Girgenti Acque continua la sua quotidiana opera di sistemazione delle falle che si riscontrano di volta in volta lungo le vetuste condotte idriche. Per cercare di limitare i danni, i commissari prefettizi di Girgenti Acque hanno avuto diversi incontri con i vertici di Sicilia Acque, che a quanto pare sarebbero poco propensi a concedere, come si fa ogni anno, un potenziamento della fornitura idrica, un aumento dell'acqua fornita che è connesso ovviamente al maggior uso fatto dai cittadini con l'aumento delle temperature, ma che ha trovato poco d'accordo il sovrambito per due ordini di ragioni: l'oggettiva scarsità della risorsa dovuta ad una stagione piovosa particolarmente strana e l'ingente debito maturato da Girgenti Acque nei confronti di Sicilia Acque. Si parla di decine di milioni di euro inseriti in un piano di rientro che non sempre la società agrigentina non riesce a sostenere e di cui sempre meno potrà farsi carico in futuro probabilmente. L'effetto di tutto questo potrebbe essere, come immaginabile, un allungamento dei turni nelle case dei cittadini e una difficoltà effettiva a garantire le richieste, anche a causa di una rete idrica a colabrodo che da tempo attende interventi di manutenzione e investimenti. Lions Club, passaggio della campana fra Emanuele Farrugia e Barbara Cappucci. Il nostro direttore Arturo Cantella. Emanuele Farrugia lascia l'incarico di presidente dell'Agrigento Lions Club Ossa, Barbara Cappucci. Intanto tante le attività sociali che hai fatto, elenchiamone qualcuna. Con quale spirito tra l'altro lasci il club? È stato un anno intenso sotto tutti i punti di vista. Purtroppo il lockdown ci ha bloccati nella costruzione dei service. Già avevamo organizzato un bel po' di iniziative di solidarietà e ahimè le faremo il prossimo anno, augurandoci che naturalmente tutto rientri e che ci sia la normalità nella vita comune di ogni giorno. Sì, tantissime serate, tantissime organizzazioni, tantissimi service, abbiamo collaborato con gli enti più importanti della città, dal comune alla provincia, all'ex provincia, quindi al FAI, a tantissime altre, alla regione. Veramente abbiamo avuto dei partner eccezionali, anche l'università, per cui siamo fieri di quello che abbiamo fatto. Ci siamo occupati di turismo, di attività imprenditoriale, ci siamo occupati di sanità, abbiamo fatto tanta solidarietà. Ecco, questa è la cosa che mi inorgoglisce, il fatto che abbiamo investito tutto quello che avevamo nelle nostre casse, l'abbiamo investito in solidarietà all'associazione, alle varie associazioni che si occupano di solidarietà, quindi ai volontari di strada, all'associazione Porte Aperte, al Centro Aiuto alla Vita e naturalmente anche alla Caritas. Ci siamo mossi a 360 gradi ed è stato un impegno piacevole, duro sotto alcuni aspetti, però l'abbiamo fatto con il cuore. Io devo dire grazie allo staff che è stato vicino a me. Mi dispiace per le cose che non abbiamo fatto, fra tutte, ecco, per esempio eravamo pronti a partire, non so se riesci a vedere, con questa scatola. Io non spreco il cibo che distribuiremo a dei ristoranti, per cui se rimane qualcosa sul piatto si avrà la possibilità di portarlo a casa. Questo è il cosiddetto doggy bag che in tutto il mondo va per la maggiore, qui ancora purtroppo non è arrivato, e quindi con questo vogliamo dare un messaggio contro lo spreco alimentare, con il riutilizzo di ciò che non viene mangiato e che normalmente viene buttato, per cui avevamo tantissime altre iniziative da fare, come occuparci di bullismo, occuparci veramente di tante cose. Il futuro di Emanuele, so che
lasci una presidenza ma ne prenderai un'altra. Le iniziative, anticipaci qualcosa. Sì, devo dire grazie al governatore Sciammetta per avermi onorato e darmi l'incarico come presidente di zona, per cui starò vicino ai 4 club della zona. Sarà un impegno importante che mi vedrà stare accanto non più a un club ma a 4 club, e starò insieme a loro nella costruzione di momenti di solidarietà, per cui sono molto orgoglioso. Ringrazio sempre il mondo dei Lions per avermi anche dato il Melvin Jones, che è una delle più importanti onoreficenze del mondo Lions, per cui oggi sono fiero e orgoglioso di esserlo e di continuare ad esserlo ed impegnarmi per il futuro, per nuovi Lions e per nuove occasioni di solidarietà. A Catania cani guida e bastoni per non vedenti, un ponte tra buio e luce. Vediamo. Il centro Helen Keller, la scuola per cani guida dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ha organizzato anche quest'anno la cerimonia di consegna dei cani guida e dei bastoni bianchi. L'iniziativa si è svolta a Catania, nella splendida cornice dell'istituto Ardizzone Gioieni. Le persone che oggi hanno partecipato con noi a questa cerimonia ci hanno portato davvero un valore aggiunto, perché raccontando la loro esperienza di essere diventati ciechi per qualche secondo, per qualche minuto, ci hanno consentito davvero da un lato di vedere la cecità da un altro punto di vista, e cioè dal punto di vista di una persona che non lo è, e dall'altro di sapere che queste persone porteranno con loro, sulla loro pelle, la sensazione del vivere una condizione di buio, una condizione di difficoltà, sapendo però, grazie al loro coraggio, al loro volersi mettere in gioco, che è possibile vincere questo buio, è possibile vincere questa barriera, questa difficoltà. Occorrono però gli strumenti, e gli strumenti non si inventano da un giorno all'altro, ma sono il percorso di tutta una vita. In questo senso istituzioni come quella dove ci troviamo possono dare un grande contributo, quello che hanno dato in passato, ma molto di più, rivestito della modernità, della tecnologia, della capacità oggi di essere all'altezza dei tempi, ma di svolgere una funzione sociale essenziale, rendere normali cittadini che hanno una disabilità. Oggi abbiamo la dimostrazione concreta che la fragilità si supera con una condizione di normalità, è quella che vogliono gli ipovedenti. Attraverso l'istituto Helen Keller di Messina, una struttura unica in Italia, abbiamo formato e consegnato agli ipovedenti dei cani che saranno non solo la loro guida quotidiana, ma saranno un percorso verso la normalità. I soldi della regione si possono spendere bene, si possono spendere sempre meglio. Lo abbiamo fatto in una cornice importante come quella dell'istituto Ardizzone Gioieni, un IPAB che ha una grande storia e che deve avere un grande futuro e che deve essere restituito in un percorso di altissimo livello, anche tecnologico, nella crescita e nell'accompagnamento verso una condizione, oggi si dice di inclusione, io ribadisco il termine di normalità, dei nostri figli che non hanno avuto la fortuna della vista. Un bel pomeriggio, Catania accoglie con grande amore questo lavoro di tutti, ribadisco, ognuno di noi può far bene e può far sempre meglio, gli ipovedenti lo dimostrano in Sicilia. Una nuova era per l'Acragas, il club biancazzurro ha riscritto l'organigramma societario, Giordano presidente e Di Gaetano in panchina. L'allenatore già qualche anno fa era stato vicino al club. Vediamo. È ben arrivata ad Agrigento, praticamente da allora sono passati moltissimi anni, però sei stato sempre sul punto di venire all'Acragas, però per un motivo o per un altro. Questa volta comunque ci sei riuscito. E direi finalmente. No, sono felice di questo perché, ripeto, sono ambizioso e quindi trovarmi in una società ambiziosa e che ha voglia di tornare nei campionati importanti mi dà un ulteriore stimolo per fare meglio il mio lavoro e quindi sono felice di questo. L'Acragas attualmente si trova ad un inizio, o eccellenza o Serie B. Quali sono gli obiettivi in entrambi i campionati?
Gli obiettivi sono che se dovessimo restare in eccellenza comunque dovremmo fare di tutto per passare nella categoria superiore, quindi è ovvio che si andrà a costruire una squadra che possa fare un campionato di vertice e provare a vincere il campionato e quindi, ripeto, sarà un obiettivo importante. Al contrario, se dovessi trovarti in Serie D probabilmente magari gli obiettivi saranno un tantino diversi e quindi occorrerebbe andare a fare una programmazione più o meno lungo termine e quindi fare un campionato di assestamento per poi eventualmente provare più là a fare qualcosa di più importante. Hai portato un collaboratore con te? Sì, si chiama Vincenzo Porretto, è una persona che ha lavorato sia con i giovani che con i grandi, quindi ha molta esperienza nei campionati dilettantistici. È stato anche lui un calciatore, un difensore che picchiava, però è una persona che si aggiorna, studia, mi collabora comunque durante il lavoro che svolgiamo settimanalmente. Poi a lui si affiancheranno Giovanni Costantino che allenerà i portieri e Salvo Munda che si occuperà della preparazione atletica. Sono persone che professionalmente sto conoscendo adesso, ho sentito parlare bene di loro, quindi ci siamo già sentiti, abbiamo parlato, ma quanto prima ci confronteremo ancora meglio di presenza e andando a discutere su quella che sarà l'evoluzione del campionato. I campionati sono dietro l'angolo. Quando pensate di iniziare la preparazione? Allora, noi stiamo cercando di organizzarci, speriamo di riuscirci e quindi partire la prima settimana di agosto, quindi con molta probabilità se riusciamo il 3 agosto dovremmo iniziare a lavorare. Quindi ancora c'è da stabilire la logistica, dipenderà molto comunque dalle strutture che possono o meno ospitarci. Decisione di Longo di non poter accettare nell'ottica di una potenziale Serie D, abbiamo dovuto cercare l'alternativa e l'unico nome che abbiamo cercato, perché non abbiamo fatto trattative davvero, vi prego di credermi, con altri allenatori, abbiamo cercato Ciccio Di Gaetano, lui già da subito aveva risposto presente, poi aspettavamo che maturassero le condizioni, ora sono arrivate, quindi abbiamo fatto firmare come giusto che sia e quindi l'abbiamo potuto annunciare con grande gioia perché si tratta di un allenatore che era abbastanza richiesto, è stato contattato da diverse società, un allenatore con un curriculum importante che sarebbe, intanto è una gioia per l'Agrigento perché ricambierà le orme del padre che era molto legato e per uno scherzo del destino nelle foto girano sui social e che lui porta sempre dietro, c'è una foto del 77-78 in cui si vede questo bambino di 5 anni che è lui in compagnia del padre, scherzo del destino l'ha voluto qua, quindi comunque sotto il profilo motivazionale secondo me è l'allenatore che ha la maggiore motivazione di venire qua, non è semplicemente per un fatto di lavoro ma proprio un legame che già c'era con la città di Agrigento e che ora si fortificherà. Poi parliamo di un profilo molto alto che ha la stima di fior di allenatori che hanno lavorato con lui, da Boscaglia a Cosmi ad altri che insomma ne hanno già prodotti, poi ripeto abbiamo vinto la concorrenza con altre società e siamo molto contenti perché abbiamo un allenatore che sarebbe un top per l'eccellenza, ma un ottimo allenatore anche per la Serie B, quindi nell'ottica della potenzialità delle due categorie è giusto, secondo noi abbiamo fatto la scelta migliore. A che punto è la questione di pescaggio? Noi entro domani mattina, forse in queste ore il segretario sta lavorando, Francesco Filippazza la Clemente l'avrà pure presentata, quindi non so dirvi, ma comunque entro domani mattina presenteremo la domanda di pescaggio e noi abbiamo fatto presente alla Lega Nazionale Dilettanti che ci siamo. Aspettiamo che ci siano i posti, io per mia natura sono un fiducioso e ritengo che ci siano le condizioni perché Ragas il prossimo anno disputi la Serie D, perché ce lo meritiamo tutti, lo merita la città, anche la dirigenza, perché l'anno scorso non ci è stata data la possibilità di concludere il campionato. Io sono convinto che se fossimo concluso il campionato ce la saremmo giocati fino all'ultimo e magari avremmo conquistato la D. Non è stato possibile, mi sta bene anche rientrare in D dalla finestra.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.